Approvato il piano di riapertura degli ospedali veneti, la Regione presenta il vademecum della fase 2, accessi limitati, visite solo su prenotazione e tampone obbligatorio per chi deve essere ricoverato. Zaia, il Veneto è pronto ad affrontare la riapertura, ma attenzione perché l'epidemia non è finita e se il contagio risale ci saranno nuove chiusure, monito alle regioni del ministro Boccia. I dati di Unioncamere parlano di quasi 4.000 imprese perse dall'inizio dell'emergenza, commercianti e ristoratori scendono in strada per protestare, si moltiplicano i flash mob per il 1° maggio. Azienda ospedaliera di Padova avvia la terapia sperimentale con il plasma di persone guarite dal coronavirus su 11 pazienti, risultati confortanti. Mappa del contagio ricostruisce l'andamento dell'epidemia del Bellunese e la procura indaga sui decessi registrati in provincia. Prima cena solidale virtuale a favore della ricerca pediatrica. La città della Speranza inaugura un nuovo modo di fare beneficenza ai tempi del coronavirus. Filmato esclusivo dell'ultima scorribanda dell'orso M49 che aveva imperversato anche nel Bellunese. Le fototrappole lo hanno immortalato prima di essere catturato in Trentino. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, come sempre, l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Siamo in attesa del bollettino serale perché da oggi la Regione ha ripristinato il duplice appuntamento quotidiano con i dati, quindi un bollettino al mattino e un bollettino pomeridiano che dovrebbe arrivare tra poco, si presume. Nel frattempo vediamo quelli che sono i dati che sono stati comunicati all'una dal governatore del Veneto Luca Zaia nel consueto appuntamento con la stampa. Allora, per quanto riguarda i casi di positività al coronavirus, vediamo nella tabella, sono 117 in più quelli registrati oggi rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 8.369 per un totale di 17.825 persone risultate positive nel Veneto. I negativizzati virologici complessivamente dall'inizio dell'epidemia, quindi i guariti, sono 8.019. I soggetti in isolamento domiciliare sono 7.661, quindi è diminuito sensibilmente rispetto a ieri il dato delle persone che sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i pazienti che sono ricoverati negli ospedali del Veneto, abbiamo i ricoverati in area non critica che sono complessivamente 1.042 con 25 casi in meno rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati nelle terapie intensive sono 114 complessivamente con un calo di 6 persone rispetto a ieri. Per quanto riguarda i decessi dobbiamo registrare nelle ultime ore 22 persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto, più altre 2 persone decedute nelle strutture territoriali dove erano state trasferite da ospedali per acuti. Questi dunque i dati relativi all'andamento dell'epidemia nel nostro territorio. Se arriverà l'aggiornamento serale lo vedremo insieme nel corso del telegiornale, ma intanto è di oggi la comunicazione da parte della Regione del piano di riapertura degli ospedali con precise regole e disposizioni che verranno messe in atto a partire dal 4 di maggio. Sentiamo. Dal 4, quindi da lunedì, si ritorna a una normalità per quanto riguarda, gestita in maniera diversa, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le attività ospedaliere, sia di ricovero ma anche quelle ambulatoriali. Pur mantenendo attiva l'organizzazione anti-Covid, gli ospedali veneti si stanno riorganizzando per la riapertura e lo fanno sulla base di un articolato documento di 18 pagine, un vero e proprio vademecum con linee e guida, condiviso e approvato dall'unità di crisi del Veneto e già inviato ai direttori generali. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti
oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate alla Protezione Civile, quelle Montrasio. Gli spazi interni saranno tutti rivisti per impedire concentrazione di persone e le visite solo su prenotazione ogni 15 minuti. I ricoveri invece? Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza e urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1600-1700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo e mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati. Saranno poi incentivate le prestazioni da remoto. Incentiviamo il più possibile le visite da remoto e quindi le visite a distanza. Telemedicina, visita remoto, chiamiamole come vogliamo, quindi attraverso il telefono, la videochiamata o la videoconferenza. Stiamo vedendo che questa è una prestazione ed è una situazione che sta funzionando, anche apprezzata, ci dicono. Queste sono le linee di indirizzo che voi troverete in questo documento. Chiaramente accompagnato a tutto questo c'è una formazione continua di tutto il personale sanitario. Lanzarin ha infine ribadito che progressivamente ritorneranno alla loro normale attività anche i Covid Hospital attivati sul territorio. Il Veneto è pronto ad affrontare la riapertura, ma massima attenzione perché l'epidemia non è finita e se il contagio risale saremo costretti a nuove chiusure. Così il presidente della regione Zaia si appella alla responsabilità dei veneti e poi annuncia un nuovo piano di tamponi che a fine estate porterà ad effettuare fino a 30.000 tamponi al giorno. Sia chiaro, e ve lo dico tutti i giorni, che deve restare agli atti che non siamo assolutamente convinti del fatto che il virus se ne sia andato, che il pericolo della reinfezione è reale e anche di nuovi focolai. Le nuove aperture e l'allentamento dei limiti su passeggiate, seconde case, asporto non debbono far pensare che l'epidemia sia finita ed il virus non circoli più. Nel consueto appuntamento quotidiano Luca Zaia è lapidario e fa appello alla responsabilità dei veneti. È possibile affrontare la riapertura, ma massima attenzione. Noi stiamo lavorando per cercare di fissare in maniera proprio plastica due dati: ricoverati e terapie intensive, al di là di tutti i grandi discorsi che fanno i professori. C'è un numero oltre il quale noi non ci possiamo permettere di essere liberi? Sì, c'è, stiamo cercando di identificarlo nelle curve e dire: guardate ragazzi, con molta trasparenza, noi non abbiamo dossier segreti. Raggiunto questo numero di terapie intensive e questo numero di ricoverati, si torna a chiudere. Cioè non ci sono alternative. Non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che tutto è finito. Se la curva dei contagi dovesse risalire oltre il limite tollerabile dagli ospedali, il piano della Regione prevede anche un ritorno delle chiusure. Per evitare che ciò accada è fondamentale puntare sulle misure di sicurezza. Continuiamo a dire: investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini. La mascherina è imprescindibile. Quindi la mascherina devi portare per 3 motivi. Il primo, mascherina, igienizzazione delle mani e guanti e il discorso del distanziamento sociale. Primo motivo: metti in sicurezza la tua salute. Secondo motivo, metti, e non sono nell'ordine di importanza, metti in sicurezza la salute degli altri. Terzo motivo, se non te la metti avremo ricadute e dovremo riprendere in mano la partita delle restrizioni. Sicurezza e dispositivi da usare scrupolosamente, ma anche accertamenti sanitari fondamentali per la fase di ripartenza, a partire dai tamponi con un piano rafforzato. Noi speriamo di mettere in piedi questo piano alla volta di fine estate per 30.000 tamponi al giorno. Cioè comincia a diventare veramente, come vi ricordate, ho detto schiereremo l'artiglieria, però posso anche già aggiungere
vi lascio così, stuzzico un po' anche la curiosità, che forse se riusciamo, insomma, andiamo giù di artiglieria pesante oltre i 30.000, per cui abbiamo anche alcune sorprese che stiamo tentando di mettere in piedi, sempre rispetto ai tamponi. Infine la precisazione sui cibi da asporto, da effettuarsi solo attraverso prenotazione, ritirare da soli e da consumare poi a casa. E c'è anche lo spazio per un sorriso alla creatività dei veneti per reinventarsi il rito dello spritz. C'è qualcuno che è riuscito a fare lo spritz da asporto, non so se avete visto. Sottovuoto ho messo un'oliva con lo stecco, una fetta di limone o di arancia sempre sottovuoto e la piastrina di spritz surgelato in maniera tale che non si porta a casa la busta e poi solo i veneti possono far così. E nel pomeriggio c'è stato l'incontro in videoconferenza tra il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ed i presidenti delle regioni italiane. Molto importante dare un segnale di unità, sottolineato Boccia, ribadendo come fondamentali saranno le prime 2 settimane della fase 2, quindi l'andamento dell'epidemia in queste 2 settimane. Dal 18 maggio ci potranno essere scelte differenziate, ha detto il Ministro, tra le regioni sulle riaperture di attività, meno contagi uguale più aperture e ovviamente anche viceversa. Mancano pochi giorni all'avvio ufficiale, della fase 2, eppure almeno in provincia di Belluno i numeri del contagio e delle vittime in proporzione ai residenti destano ancora preoccupazione. In una mappa abbiamo recuperato i casi dall'inizio dell'epidemia. Vediamo. I dati sono cumulativi e rappresentano cos'è stato e purtroppo cos'è ancora Covid-19 in provincia di Belluno. La mappa che vi mostriamo non fa riferimento ai contagi attuali, ma per ogni comune mette in evidenza il dato complessivo fra ricoverati, deceduti e guariti per comune di domicilio e non di residenza. Complessivamente l'epidemia ha causato sino ad oggi 1084 contagi, più 23 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 664, i morti 72, i negativizzati 348. Il comune con il maggior numero di casi positivi è quello di Borgo Valbelluna, 169, seguito da Pedavena, 133. In queste 2 realtà la maggioranza assoluta dei casi di positività a Covid-19 è stata registrata nelle case di riposo, dove, oltre agli ospiti, è risultato pesante anche il numero di contagiati fra il personale sanitario. A Belluno il numero cumulativo dei contagi sale da 88 a 91, Alpago si ferma a 86, mentre Cortina sale a 98, 89 i casi di Covid-19 a Feltre, 45 alla Mon, 55 ad Alano di Piave. A Santa Giustina i contagi ad oggi sono 33, 19 a Ponte nelle Alpi, 10 a Pieve di Cadore. Nel resto della provincia i numeri registrati nei comuni restano sotto la soglia di 20 casi e addirittura vi sono situazioni limite di 1, massimo 2 casi per località. La situazione sarà fotografata domani nel consueto punto stampa del direttore generale di ULSS Dolomiti Rasi Caldogno, che declinerà per l'area bellunese il documento per le aziende sanitarie anticipato oggi dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Dal prossimo 4 maggio l'attività ospedaliera tornerà alla normalità, pur mantenendo fino a fine emergenza percorsi separati in pronto soccorso. La Procura di Belluno vuole vederci chiaro sui casi di coronavirus registrati in provincia e sulla situazione nelle case di riposo e sul personale sanitario risultato positivo. Il fascicolo è in mano al procuratore capo Paolo Luca, che sta coordinando le indagini. Ieri i militari della Guardia di Finanza di Belluno hanno richiesto cartelle cliniche e tutta la documentazione attualmente disponibile e recuperata direttamente nel quartier generale di ULSS Dolomiti. All'attenzione della magistratura la gestione dei casi di Covid-19 che purtroppo continuano ad aumentare sia per numero di contagi che di vittime. Ed ora veniamo alle ripercussioni economiche sul tessuto economico del nostro territorio determinate dall'epidemia di coronavirus. Secondo gli ultimi dati Infocamere, nel periodo tra gennaio e marzo del 2020 in Veneto hanno chiuso 3.685 imprese. A fronte di 8.031 nuove iscrizioni sono state denunciate 11.716
cessazioni. Il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza commenta così i dati. Il quadro è estremamente preoccupante perché questi dati potrebbero indicare solo l'inizio di un trend che nei prossimi mesi potrebbe avere indicatori ancora più negativi. Dietro questi freddi numeri ci sono attività storiche che chiudono e persone che rimangono senza lavoro. Purtroppo è concreta l'ipotesi che si ripete una situazione simile a quella del 2008, se non peggiore. Dal governo serve più coraggio, ha continuato Pozza, ed un cambio di passo non è un'opzione ma una necessità. E dopo la manifestazione di parrucchieri ed estetisti, oggi è stata la volta di un'altra categoria che si è recata di fronte alla sede della Protezione Civile di Marghera, dove era in corso il quotidiano punto stampa del governatore Zaia, per far sentire la propria voce. Si tratta di ristoratori e baristi. Alcuni membri del gruppo Rialziamoci, che contiene le categorie più colpite dalle restrizioni per contenere il contagio da coronavirus, si sono ritrovati davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per chiedere alla Regione che si faccia portavoce delle loro istanze. Chiarezza in primis. Secondo me l'errore che fanno oggi come oggi è proprio fare i decreti e poi non spiegarli verbalmente, semplicemente, cioè spiegando: il parrucchiere può aprire così, così e così, il ristorante deve aprire così, così, così. Noi siamo gente semplice, non siamo tutti laureati e avvocati, questo è il discorso. I commercianti hanno fatto una richiesta all'assessore Lanzarin, che ieri ha incontrato anche i parrucchieri. Secondo noi bisogna sederci a un tavolo che sia dalla protezione civile, delle istituzioni più alte, trovarci e capire per ogni tipologia di attività ci sono delle soluzioni diverse, alternative, perché secondo me se le cose vanno fatte in generale generiche non si andrà da nessuna parte e c'è un caos generale di come poter aprire, come poter lavorare. Prima di tutto ricordiamo che però la sanità è più importante. Noi non stiamo qui a chiedere solo soldi, aiuti, fondo perduto, tassi, interessi zero sulle banche. Noi chiediamo di essere ascoltati e trovare tutti assieme la soluzione. Chiediamo sì di riaprire trovando il sistema migliore, o se no di rimanere chiusi e aspettare quando è finito tutto. Naturalmente lì dobbiamo sederci a un tavolo e decidere affitti, bollette, dipendenti, buste paghe, contributi, tasse e tutto. Altrimenti non ne andiamo fuori. E il problema è che se questo andrà molto avanti, forse nel 2020 metà attività non ci saranno più, non hanno la forza di rialzarsi. Ed ora la pubblicità, ci fermiamo per qualche istante, a tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Abbiamo visto la protesta dei ristoratori e dei baristi davanti alla Regione, ma continuano ad essere sul piede di guerra anche parrucchiere ed estetiste. Vediamo. Monta come una marea la protesta dei commercianti chiusi da mesi e costretti ad un ulteriore stop forzato. La pandemia non perdona, ma la crisi economica rischia di far chiudere molti di loro. Come un tam tam su tutto il territorio vicentino, l'insofferenza si tramuta in iniziative simboliche, come la consegna a Brendola delle chiavi delle attività al primo cittadino, le luci accese nei negozi, fino ad arrivare al 1° maggio, festa del lavoro, dove a Vicenza i commercianti si ritroveranno in Campo Marzo. Ci troviamo tutti in Campo Marzo perché chiediamo una cosa: chiediamo il lavoro, chiediamo di poter lavorare, chiediamo di poter aprire le nostre attività. Campo Marzo che torna ad essere centrale, punto vitale e dimensione ideale per contenere la protesta pacifica, autocertificazione alla mano. Campo Marzo è il luogo più grande in centro della città, ci darà la possibilità di manifestare e quindi ognuno di noi porterà un cartello con scritto il nome della propria attività per dire: io ci sono, io chi rappresento, staremo a debita distanza, saremo in tanti in uno spazio grande. Lasciateci lavorare è il grido, l'appello lanciato per questo 1° maggio. È una manifestazione di tutte le forze del lavoro, di tutte le categorie, dei bar, dei ristoranti, dei parrucchieri, degli estetisti, di tutte le persone che hanno una partita IVA e si vedono chiusa la propria attività, si vedono chiusa la possibilità di poter lavorare.
Ecco, a proposito di parrucchieri ed estetisti, c'è anche una notizia che arriva da Carmignano di Brenta, nel padovano comune di 7.600 abitanti, che si candida come area test per far ripartire in anticipo i negozi per la cura alla persona. La proposta è contenuta in una lettera che il sindaco Alessandro Bolis ha inviato al Premier, proponendo appunto il proprio comune per introdurre una sperimentazione che preveda l'apertura anticipata di queste tipologie di attività, subordinata naturalmente all'applicazione di tutta una serie di un protocollo, insomma, con tutte le misure di sicurezza del caso. Ed ora parliamo di scuola, perché la data dell'esame di maturità è stata fissata, sarà il 17 giugno e l'esame orale partirà da un argomento che non sarà una tesina, ma un argomento scelto con i professori, un argomento di indirizzo. Lo ha detto nel pomeriggio la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dicendo che ai fini dell'attribuzione dei crediti sarà valorizzato il percorso di studi prima del coronavirus, 60 crediti per il ciclo di studi, cui si aggiungeranno altri 40 della prova orale. L'azienda ospedaliera di Padova ha avviato la terapia sperimentale con il plasma di persone guarite dal coronavirus su 11 pazienti. I primi risultati sono confortanti. Sentiamo. Per ora devo dire che stanno andando abbastanza bene, non ci sono come ci aspettavamo, d'altra parte i miracoli, perché d'altra parte questa è una malattia completamente nuova e tutto aiuta, assieme ad altre terapie, a uscire dalle fasi più critiche. Però abbiamo avuto dei buoni risultati, per alcuni pazienti ottimi risultati, tanto che sono stati dimessi dalla terapia subintensiva e affidati al reparto di degenza normale. Altri si sono stabilizzati, per alcuni, che sono quelli pazienti un pochino più critici, stiamo pensando di fare un secondo ciclo di terapia. Una terapia semplice e più storica, spiega la dottoressa De Silvestro. Il sangue viene prelevato da un separatore cellulare che raccoglie il plasma. L'operazione si chiama aferesi, dura circa mezz'ora e richiede 2-3 donatori per paziente. Ci si basa sul presupposto che tutte le persone che guariscono da una malattia infettiva guariscono anche grazie al fatto che il proprio sistema immunitario risponde producendo degli anticorpi. Andando a prelevare il plasma di soggetti che sono guariti da Covid-19, anche questi soggetti contengono anticorpi e questi anticorpi somministrati ai pazienti in fase critica contribuiscono a guarire o comunque a uscire dalle fasi più critiche. A testimonianza di quanto la terapia sia stata ben accettata, il fatto che ad oggi non c'è stato bisogno di cercare donatori, sono stati gli stessi pazienti guariti a chiedere di aderire al programma. Quando si sta male è anche facile ottenere un'aderenza a un protocollo di studio, pur di studio, perché ovviamente tutto va bene purché si possa guarire. E l'aspetto più interessante, devo dire, è che i donatori non abbiamo dovuto cercarli per nulla, ma hanno aderito loro spontaneamente a questo progetto. Nelle prossime settimane si continuerà a raccogliere e conservare il plasma, così da essere pronti a eseguire nuove terapie nella fase della convivenza col virus. Tutti possono donare plasma purché ci sia stata accertata, una diagnosi di malattia, anche se è una malattia con pochi sintomi. Restiamo a Padova, prima Web Charity Dinner per la ricerca pediatrica. Sabato 2 maggio l'evento per la Città della Speranza inaugura un nuovo modo di fare beneficenza ai tempi del coronavirus. Una grande tavolata virtuale, cibo, vino e donazioni benefiche. Ai tempi del coronavirus la solidarietà si ritrova sul web. La Città della Speranza è stata la prima ad organizzare una cena virtuale di raccolta fondi per la ricerca sulle neoplasie infantili. L'adesione è stata massiccia, come ci racconta Stefania Fochesato, del direttivo della Fondazione. Abbiamo l'appoggio di AISMA, che è una catena di surgelati, con la figura in particolare Giovanni Paolino, che si è proprio proposto per donare il cibo a tutti quelli che parteciperanno alla cena. Infatti credo l'originalità stia nel fatto che avremo 118 partecipanti, consideriamo più o meno a coppie, che città lontane, perché avremo Cagliari, Roma, Ancona, a Milano abbiamo anche Massimo Boldi che partecipa, Treviso, Padova, Vicenza,
che in contemporanea, nello stesso momento, sabato sera 2 maggio, mangeranno assieme le stesse cose. Prenderemo col vino di Bocelli, che ci è stato donato proprio dalla cantina di Bocelli, proprio per innanzitutto sostenere la ricerca. Il 2 maggio il cibo verrà consegnato a casa. Per partecipare basta donare 100 euro che verranno interamente devoluti alla ricerca pediatrica, che anche in questi tempi di emergenza sanitaria non va dimenticata. La serata prevede intrattenimento musicale, interventi dei ricercatori, un modo per ringraziare tutti i medici che in questi mesi difficili hanno garantito al massimo la sicurezza dei piccoli pazienti oncologici. Innanzitutto volevo ringraziare la professoressa Biffi, la primaria del reparto, che ha preso talmente tante precauzioni proprio da gestire il reparto in modo tale che il Covid non possa entrare. Questo però cosa ha significato? Un carico eccessivo per medici e infermieri, perché chiaramente per distanziare genitori con bambini anche le visite in day hospital sono distanziate, quindi i tempi più lunghi, devono aspettare che esca ogni bambino col genitore per far entrare il successivo, mascherine, quindi tutti i dispositivi di protezione, siamo preoccupati anche noi di donarne proprio per tutelare i nostri bimbi, e poi le psicologhe a distanza che danno questo supporto quando non si può avere un rapporto diretto. L'ultima scorribanda documentata di M49 è in questo video esclusivo, ecco, lo stiamo vedendo insieme, registrato dalle videotrappole in Val Breguzzo in Trentino. Le immagini sono eloquenti e ritraggono l'orso intento a sradicare la porta di una stalla alle primissime ore di domenica scorsa, come indicato appunto, vedete, nella parte bassa del video. L'orso M49 è stato catturato ieri sera dagli uomini del Corpo Forestale del Trentino sui monti Soparatione ed è stato trasportato al Castellera a sud di Trento, la struttura dove lo stesso plantigrado era già stato rinchiuso nel luglio del 2019, da cui era subito scappato. L'animale, informa la Procura di Trento, è in buone condizioni fisiche. In questi mesi M49 si era reso protagonista di numerose intrusioni in abitazione, baite, malghe, confermando il comportamento pericoloso per l'uomo già manifestato chiaramente l'anno precedente. Non c'è al momento alcuna possibilità, al contrario, di dare una tregua alle predazioni quotidiane del lupo in provincia di Belluno, divenute numerose in questo periodo di lockdown. Ieri pomeriggio a Cet, frazione del capoluogo, il lupo ha attaccato di nuovo sbranando un capriolo maschio di appena 1 anno. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri notiziari. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Bentrovati al meteo. Si susseguono degli impulsi perturbati di origine atlantica e ne consegue sul nostro territorio una fase piuttosto instabile. Vediamo il dettaglio di giovedì 30 aprile. Sul Veneto nell'ultima giornata del mese avremo inizialmente bel tempo con ampi spazi soleggiati, ma col passare delle ore andrà decisamente peggiorando, con piogge e temporali via via più diffusi e frequenti e con quantitativi localmente abbondanti, specie sulle zone montane. Temperature stazionarie minime fino a 12 gradi, massime tra i 18 e i 24 gradi. Stessa situazione in fin dei conti anche sul Friuli Venezia Giulia, con al mattino tempo più asciutto, anche qui nel pomeriggio e in serata avremo precipitazioni diffuse e frequenti. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime invece tra i 20 e i 21 gradi. Infine poche novità anche sul Trentino Alto Adige, sarà il fronte perturbato a causare rovesci e temporali, specie dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 7-8 gradi all'incirca, valori massimi sui 19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.